Scatman's World. Oh vai ragazzi, avete chiesto Twitterone e torniamo con Twitterone ragazzi. Allora qua c'è da Vitto Guareschi che mi dà il mio obiettivo per la scuderia è l'ottavo posto, quindi un ottavo posto comendiano che possiamo tranquillamente raggiungere ragazzi. Si può raggiungere tranquillamente. Buono, allora vediamo un attimo. Buono, andiamo in gara e spacchiamo il culetto a tutti. Ragazzi, vai. Diluvio ad Assen e pole position veneziana, la quarta stagionale ragazzi. Paul clamoroso, ha fatto un giro veramente da brividi. Ragazzi, non registro le qualifiche perché non le ho mai registrate, perché in qualifica ho bisogno veramente di concentration. Però sta diluviando in Olanda, ragazzi, questo è veramente il tempio della MotoGP. Quindi sarebbe bello fare il primo podium, ma la prima vittoria sarebbe un sogno. Vediamo. Miller subito ragazzi, Miller è veramente devastante. Miller se non è primo è secondo in qualifica, è pazzesco. Anche Gattuso, fastidioso anche Gattuso. Vai Cume, colpisce al cuore Cume, al cuore. Bravissimo Cume, dai che Assen è sempre stata una gara veramente fortunata per me, dai, con MotoGP 13. Secondo posto, voglio il podio, lo pretendo. Voglio il primo podio in carriera e lo possiamo ottenere in quel di Assen. Attenzione, attenzione, ciao Miller, sverniciata Miller. Sverniciata Miller ragazzi, sverniciata Miller. Dai, dobbiamo guidare bene per voi, per i miei tifosi, per i tifosi del venezianone venezianoso in questo diluvio infernale di Assen. Se qualche chance di vincere ce l'abbiamo, non tantissima, ma qualcuna c'è. Ho frenato un po' troppo, forse infatti, eccoli qua Gattusino e Miller, guarda il porco di Miller. Però Veneziano sembra avere una marcia in più, infatti qua ho fatto una pole con un secondo di vantaggio su Miller. Tensione altissima, tensione qua, dobbiamo spingere a cannone, bravissimo come dai. Lascia un po' andare il gas, frenata e andiamo in quel di Assen. E il primo giro è completato. Primo giro completato. Pacchetto dati acquisito e gol. E si gode, ma c'è anche un piccolo vantaggio ragazzi, può arrivare la prima vittoria ad Assen, calma. Record, giro record di veneziano, fastest lap del venezianone. Adesso nelle curve comincerò a riperdere chiaramente. Chiaramente non ci sono rewind ragazzi, per quello non vedete la casellina dei rewind perché non c'è, perché io non li sopporto i rewind, è una cosa a mio parere scandalosa. Piuttosto tengo qualche gara in più, il livello più basso, ma i rewind proprio no. Perché se no non c'è la componente caso, cioè puoi fare l'incidente come nella realtà, cioè se fai rewind che cazzo, attenzione, attenzione a Jack, la lotta per la vittoria è ancora apertissima, Dai fioi. Però stiamo guidando bene oggi, bravo, come no, piccola sbavatura, spavatura. Siamo vicinissimi ragazzi, mamma mia che gara, eccolo qua Miller, ragazzi, Miller e Miller. Purtroppo Miller e Miller. Adesso Veneziano deve tentare il tutto e per tutto per non perdere la possibilità della vita, vincere la prima gara della sua carriera da professionista ad Assen, il tempio della MotoGP. Comunque il podio, se non arriva il podio mi incazzo, attenzione, non ci credo terzo. Anche Gattusino mi supera, loro si gasano negli ultimi giri, fioi. Mamma mia che battaglia raga. Ci sono le mie curve, no, ecco, l'ho un po' esagerata. Porca tarota. Vai, buttati all'interno, bravissimo, come, dai. Mamma mia, che sfida ragazzi, ma i primi hanno un ritmo ragazzi indiavolato. 1.53 record di Miller, Fenati e quinto Fenati. Butta fuori la gambina, bravo. Al quarto posto c'è il Marquez taroccato, poi via tutti gli altri.
questa è un'occasione che non possiamo perdere. Può arrivare il primo podio, ma può arrivare anche la prima vittoria. Ah, che cazzo, però guarda che qua se faccio un errore rischio di perdere anche il podio. No, non posso perdere il podio qua, però è minimo. Anzi, Miller pompa come un disperato, cioè non c'è niente da fare. Anche Gattuso spacca i maroni, no, lungo, 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 salvato. Altra sbavatura, ennesima sbavatura in questa curva maledetta. Devo stare molto attento perché sono da Madonna, che se faccio un errore è finita. Vai, come tira. No, ecco l'errore, mamma mia quanto ho rischiato. Ho sentito la moto partire ancora adesso. Altro errore, ennesimo errore, c'è troppa tensione. E adesso rischio anche il podio. E adesso rischio anche il podio, non ci credo, Beppe, non ci credo. Dai, ciao Gattusino, la moto pompa contro Gattuso e contro Miller che non gli affemo. Miller ragazzi è vicinissimo alla vittoria. Ma arriva il primo podio ragazzi, secondo posto che me lo tengo stretto. Primo podio per il cubebone veneziano ad Assen. Bravo venezianone. Bravo venezianone, si gode. E saluto tutti il Cume. Che sofferenza per la fe. Siamo ottavi in classifica adesso. Siamo ottavi con 72 punti, non male. Non podio ragazzi, podio, eccolo qua. Gli applausi del suo... Adesso vediamo Twitterone. Assen successo Repsol Own Team per Marquez. Ok, classifiche. La tribù di Comenda, non ci credo, non avevo mai visto questa cosa. Perfetto, siamo felici così, bella, questa me la godo. Prossima gara, il Sachsenring, altra gara. Ragazzi, pole position sotto il diluvio per solo un millesimo, un culo devastante ragazzi. Al Sachsen, diluvio ancora ragazzi, dopo la gara di Assen. Quinta pole stagionale ragazzi, mentre il Cume è il re delle pole. Sto trovando bene veramente in qualifica. È chiaro che bisognerà aumentare il livello di difficoltà, però se siamo in Moto 3 comunque dopo il bello è chiaramente in MotoGP, è là che dobbiamo farci il culo. Qua possiamo anche, diciamo che è un allenamento anche, però comunque vi assicuro che a livello medio comunque cioè non è la cosa più facile del mondo. Fisica è sempre semi-pro come l'altro anno, sempre perché pro non ce la faccio proprio ragazzi, pro proprio un gondolaro non può mettere fisica pro. E siamo primi ragazzi, siamo primi. Queste sono le mie gare, però lo sapete che la parte centrale del mondiale è la mia preferita. Catalogna, Assen, Sachsenring, Brno, Indianapolis, è là che il Cume da tutto. È sempre stato così e sempre sarà così ragazzi. Chissà, sarà il Sachsenring la prima vittoria? Se la moto è anche figa, cazzo, quindi tutto è possibile in casa Cume. Anche se il diluvio è devastante, voglio stare molto attento, basta un attimo. Questo gioco quest'anno poi graficamente per me è peggiorato rispetto all'anno scorso, però le moto e le condizioni climatiche sono fatte meglio, però il resto purtroppo mi ha deluso, cioè gli alberi sono una cosa, cioè gli alberi veramente, cioè in confronto al Super Mario degli alberi devastanti, ecco, non parlare come pensa a giocare. Però ragazzi il Sachsenring è veramente un altro passo, Primo giro completato. Miller supera Gattuso intanto. Vai ragazzi, andiamo a dominare. Se volete nella prossima gara, perché adesso registrerò parecchi video contemporaneamente, perché dopo nel weekend vado via perché faccio altre mini vacanze comediane, quindi ecco, stai calmo però, come non sta a far cagare. Al prossimo provo a livello difficile, voglio provarlo. Dai, tira fuori la prestazione della vita. Molto tranquilli veramente per il momento, insomma
non stiamo rischiando sorpassi robe varie, però basta un attimo nella moto e sei fuori. Mi ricordo con MotoGP 08 l'errore proprio all'ultima, quello del Sachsenring, che mi è costato una vittoria, che ancora ce l'ho qua. 6 decimi di vantaggio da Miller. Con queste moto è anche facile, è difficile proprio sbagliare clamorosamente, però l'errorino è sempre dietro l'angolo. Quasi un secondo di vantaggio su Miller. I tifosi del Cume sono in estasi, ragazzi. Il Cume ha una chance devastante di vincere la sua prima gara e rilanciarsi nel campionato Moto 3. Ok, secondo giro completato. Final lap, ragazzi. Adesso abbiamo bisogno. Fenati terzo, bravo Fena. Occhio. Adesso ho un po' di paura, chiaramente. Giro record di veneziano. Giro record di veneziano. Portaci a casa, portacela a casa, portacela a casa. Dai Cume, portacelo a casa, portacelo a casa. Ragazzi, i tifosi del Cume sono veramente devastati dalla felicità. Potrebbe essere un'occasione più unica che rara portare a casa la prima vittoria in carriera dopo il podio di Assen meraviglioso. Due secondi, 3 di vantaggio, ragazzi. Sentenza cumendiana al Sachsenring. Una delle mie gare stra preferite, dove ho quasi sempre fatto risultati eccellenti. Ragazzi, un Cume così, solo a Brno, ragazzi, solo a Brno riesco a fare meglio. Ragazzi, finalmente si vede veneziano. Mamma mia, piccola derapatona per il pubblico. E il Cumendone è anche il re della pioggia, ragazzi, il re della pioggia. Ha domato le curve tedesche. Raga, il Cumenda va a vincere la sua prima gara in carriera al Sachsenring. Vai! Winner! Felicità devastante per il talento veneziano. Il gondolaro c'è, il gondolaro c'è. Vediamo un po' la classifica. 97 punti, ragazzi, che siamo lontanissimi da Fenati, ma grande, grande. Podio, podio, prima posizione, eccolo qua, che si gasa. Eccolo che si gasa. Andiamo a vedere Twitterone. Twitterone, Kaiser Marquez. Adesso non posso rispondere. La tribù del Cumenda, grandi, Fenati, è stata una buona gara per noi, siamo partiti bene, ma poi Veneziano era troppo veloce, lo so. Iniziale per Cumenda, nuovo motore per lui il prossimo Gran Premio. Che figata, ragazzi. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.